sentimento d'amore. Sono Trishna e vengo dal Bangladesh. Quando ho visto il pettine di tartaruga di Museo Correr, ho sentito qualcosa, non so spiegare esattamente cos'è. Il pettine rappresenta la bellezza, non solo delle donne ma anche degli uomini. Questi pettine mi ricordano anche una storia che ho letto quando frequentavo la scuola superiore. Era un matrimonio povero. Lei filava alla porta della sua baracca, pensando a suo marito. Tutti quelli che passavano rimanevano attratti dalla bellezza dei suoi capelli neri, lunghi, luccicanti. Lui andava ogni giorno al mercato a vendere un po' di frutta e si sedeva sotto l'ombra di un albero per aspettare i clienti. Stringeva tra i denti una pipa vuota. Non aveva soldi per comprare un pizzico di tabacco. Si avvicinava il giorno del loro anniversario di matrimonio e lei non smetteva di chiedersi che cosa avrebbe potuto regalare al marito e con quali soldi. Le venne un'idea. Mentre la pensava, ebbe un brivido, però, dopo aver deciso, li riempì di gioia. Avrebbe venduto i suoi capelli per comprare il tabacco a suo marito. Venduto i suoi capelli, ottenne solo alcune monete, però scelse con attenzione il tabacco più pregiato. Alla sera ritornò il marito. Arrivò cantando. Portava nella sua mano un piccolo pacchetto. C'erano alcuni pettini per la sposa. Li aveva acquistati dopo aver venduto la sua pipa. Sacrificarsi per qualcuno, questo è amore. Quando sento parlare di sacrificio, penso a qualcosa che ho perso, ma alcuni sacrifici invece significano dono e amore. Una volta nel mio paese convivevano in modo pacifico tante persone di religioni diverse e c'era amore. Ora, invece, non è più così. Lo credo che ci dovrebbe essere più umanità. Questa storia deve essere sempre presente nel nostro cuore e nella nostra coscienza.